tutti presenti. Perfetto, allora iniziamo innanzitutto con un grazie. Grazie prima di tutto ai media, grazie a voi, grazie a Treleani, consigliere regionale, vicepresidente della quinta commissione, presente qui in rappresentanza dell'assessore regionale Anzil, che forse ha anche qualche altro impegno in regione, forse, no, probabilmente. Sì, difficile pensare a un assessore regionale che dice ma oggi non ho niente da fare, come potrei occupare il tempo? E perciò grazie per la tua presenza e prima di tutto grazie naturalmente all'assessore. È un appuntamento importante perché innanzitutto è storico. Da quanti anni siamo? Da 20 anni? Sì, quest'anno è cifra tondo. Quest'anno sono 20 anni, dal 2003 al 2023 siamo riusciti a resistere, cioè questo è un record. Grande. E tra l'altro il prossimo anno ci auguriamo di tornare anche all'interno del castello. Ma anche prima forse? No, nel senso che abbiamo il programma già fatto, in questo senso. Certo. No, prima sì, ci mancherebbe, il riferimento naturalmente al calendario, perché rammento nella sala del Conte, quante sono state fatte? Tante? Sia nella sala dei stati provinciali che nella sala del Conte che nella cortile dei Lanzi, quando si poteva. Sì. Anche perché quello che ci fa piacere è che innanzitutto è una cosa assolutamente originale nel contesto non soltanto regionale ma sovraregionale. Quello che ci fa piacere è che, ripeto, non è un gruppo musicale che suona qualcosa. È chiaro che il segmento vostro l'avete già fidelizzato, già vi seguono, perciò voi avete i vostri clienti, tra virgolette, sono quelli che vi chiedono ma quando e dove suonate, che è diverso rispetto alla promozione di altri eventi musicali, anche perché dalla partitura vostra agli strumenti, alla ricerca storica, perciò non è soltanto, anzi, non è un evento musicale, è un evento culturale, nel vero senso della parola, perché abbraccia dalla storia agli strumenti, alle esecuzioni, gli ambiti, tanto è vero che come constaterete, ma non voglio spoilerarvi perché avete già tutti i comunicati di stampa, perciò non spoilerò nulla, però dai luoghi scelti sono luoghi legati alla storia, luoghi suggestivi che ci consentono di coniugare sia la promozione dei luoghi che naturalmente la promozione dell'offerta vostra culturale. Perciò io mi taccio adesso nel ringraziare, perché poi al termine aggiungeremo altre comunicazioni extra relative appunto a casa anche vostra, il castello. Perciò io chiederei a Fabrizio se vuole dire una battuta, poi chiuderei gli interventi istituzionali con la massima, a me faccia sempre pesare quando il consiglio regionale che ti dicevo con la massima autorità presente, e io mi guardavo e dico vabbè, potrei dimagrire, sai, tu sei magro, non hai questi problemi. E poi io dico sempre che in realtà esauriti gli interventi istituzionali, gli interventi che interessano, perché tutti questi qui, di tutto quello che diremo noi, erano presenti anche, no, è così che fa, perché sono canaglie, hanno tutte brave facce da bravi ragazze, bravi ragazzi, no? Però alla fine erano presenti anche, e perciò parleranno giustamente, perché le persone non vengono per ascoltare noi, ma vengono per ascoltare voi. Fabri, sarò brevissimo. Allora, innanzitutto mi piace ringraziarvi e sottolineare una cosa: continuo in maniera importante, anzi in crescendo, il rapporto simbiotico che ormai ci lega come amministrazione comunale al Dramsam. Sicuramente con tutto il lavoro che abbiamo portato avanti. No, non è che tutti gli assessori, tutti i comuni parlano di rapporto simbiotico, ragazzi, non è facile, sì o no? Non c'è più. Ma visto che solo loro possiamo farlo, perché con voi ormai siamo di casa. E voi ci permetterete, nell'ottica di Nova Gorizia e Gorizia capitale della cultura europea, di promuovere il nostro importante e prezioso bagaglio storico, culturale e identitario. Il mondo verrà qui per conoscere ciò che noi siamo stati nell'arco del tempo, oggi e anche in futuro, e voi grazie a questo ci permettete di raccontare. C'è sicuramente, e lo ricordo perché avete fatto un bellissimo lavoro, che è la mostra permanente degli strumenti di musica antica che presenteremo in castello, perciò quello è un bellissimo lavoro che anche lì dimostrerà quello che può raccontare il nostro territorio, ma non c'è solo il castello, ci sono tutte quelle attività che avete fatto. L'ultima che ricordo è quella che avete fatto in cattedrale a Gorizia, dove avete valorizzato anche lì quel rapporto che lega poi la città, il territorio, la chiesa. Cioè 20 anni di successi, 20 anni in crescendo, 20 anni di progetti internazionali, ed è lì che stiamo arrivando.
Perciò noi vi siamo vicini, non con le parole ma anche con i fatti, perché ci teniamo a preservare quello che è il nostro bagaglio. Perciò grazie a voi possiamo farlo, perciò andiamo avanti su questa strada perché certamente è quella giusta. Grazie. Sono breve davvero. Bravo. Grande consigliere regionale, grande vicepresidente. Io ovviamente vi ringrazio per l'invito, sono qui delegato dal vicepresidente della giunta regionale Mario Anzi. Non è della nostra provincia ma nessuno è perfetto. Saluto ovviamente la presidente, tutti i componenti, il direttivo, il direttore artistico di Dransam, insomma, ecco che è una realtà che io oggettivamente, onestamente non conoscevo. E il vicepresidente Mario Anzi mi ha pregato di venire qui a portare ovviamente il suo saluto, che testimonia il supporto ovviamente e il sostegno a iniziative come queste, importantissima, perché lo hanno già detto i due interventi che in qualche modo mi hanno preceduto, e in qualche modo vanno a valorizzare ovviamente il territorio e un ambito culturale che è quello vostro in particolare, sul quale oggettivamente operate, e anche per la regione ovviamente iniziative come queste sono importantissime, vuoi per la valorizzazione culturale, in questo caso ovviamente musicale, e vuoi per la promozione del territorio. È interessante, è bello che questa iniziativa in qualche modo già anticipi Gorizia come capitale della cultura, perché effettivamente questo festival prevede delle date in luoghi che ovviamente non appartengono solo a Gorizia, e quindi esce un po' dai confini comunali di Gorizia, e quindi in qualche modo anticipa un po' il ruolo che Gorizia ovviamente nei prossimi anni avrà su tutto il panorama e su tutto il mondo culturale. Mi sia consentita anche una considerazione di tipo, così se vogliamo anche di principio, sulla quale ragionavo venendo qui. Voi lavorate sulla musica antica. Bene, oggi in un mondo che corre a 200 all'ora, anche prendiamo per esempio il solo caso, il solo settore della musica, siamo bombardati dai mass media. Oggi tutti noi sul telefono possiamo scaricare una quantità infinita ovviamente di canzoni, di musiche e di brani. Bene, oggi conservare e valorizzare il patrimonio storico e antico anche musicale di fatto è la vera innovazione. Quindi paradossalmente oggi il concetto di innovazione in qualche modo chiude il cerchio e si torna a legare con il concetto di conservazione e di valorizzazione. Quindi ecco, io credo che iniziative come queste, ed ecco sono proprio qui a chiudere e a portare il saluto alla testimonianza ovviamente del vicepresidente Anzi, saranno sicuramente sostenute in modo anche concreto da parte dell'amministrazione regionale ovviamente in carica, e sicuramente anche dal vicepresidente Mario Anzi. Quindi vi ringrazio e vi auguriamo un grande successo su tutti questi appuntamenti, ai quali io mi accingo anche sicuramente a partecipare qualcuno. Ecco, magari sulla circoscrizione di Udine. Quindi vi ringrazio e buon festival a tutti. Anche perché, come ho sottolineato, non riguarda soltanto la nostra provincia, ma riguarda Cividale, Aquileia. Infatti, faccio una zona davvero... e questa è la cosa che, ecco, anche da un punto di vista ovviamente di amministrazione regionale ha una valenza ovviamente superiore. Poi consentitemi giusto l'ultima battuta: abbinare il luogo alla musica è un po' come abbinare, guardo te Rudy, un buon piatto con un buon vino. È chiaro che l'effetto anche dell'abbinamento di un luogo che in qualche modo si presta in modo più adeguato ad ospitare una tipologia, una musica come particolare, specifica come la nostra, è chiaro che l'effetto e il risultato, sia in termini emozionali che tecnici anche visivi, ha ovviamente una profondità e un'efficacia sicuramente maggiore. Ed ora so che ci stupirete con effetti speciali. Bene, una serie di caratteristiche di musica cortese sono state in realtà già anticipate in questa introduzione, perché è un festival che è nato appunto 20 anni fa come una sfida, con una cordata di molti comuni dell'intera regione e anche con la Gorisca, quindi con la collaborazione con il Kulturni Dom di Nova Gorica, e festeggia i 20 anni. La caratteristica, oltre a questo dell'espansione della rete all'interno della regione, è stata quella di abbinare da sempre la musica antica ai luoghi storici, per una valorizzazione e della musica e del luogo di per sé in un rapporto biunivoco che ha sempre funzionato. Quindi anche non solo luoghi importanti come possono essere la Basilica Romanica di Aquileia, che tutti conosciamo, ma
monastero di Aquileia, che è parimenti importante, il museo paleocristiano a fianco ad Aquileia, ma che non tutti conoscono, oppure con piccole località, San Martino di Terzo d'Aquileia, dove c'è una bellissima chiesa rinascimentale, e così via. Quindi i luoghi riconosciuti ma rivissuti in maniera diversa attraverso la musica antica, con visite guidate sonorizzate o con eventi particolari, oppure la scoperta di luoghi storici che presumibilmente possono aver ospitato in passato la musica antica, da diciamo il periodo dal basso medioevo fino al primo barocco, nei primi anni. Adesso ci stiamo concentrando soprattutto nel periodo medievale, con delle puntate nel periodo rinascimentale. Ecco, queste due caratteristiche le abbiamo mantenute in tutti questi 20 anni. Negli ultimi è un progetto che è nato dalla mente di Giuseppe Paolo Cecere, che però noi abbiamo continuato, io e Fabio, e Flavio come vicepresidente, e poi con collaborazioni che si sono mantenute negli anni, ma che inevitabilmente prendono delle caratteristiche diverse a seconda delle persone che poi prendono così l'organizzazione del tutto. In questi ultimi anni, accanto alla musica, accanto ai concerti, sempre di più abbiamo voluto organizzare e realizzare degli eventi collaterali per contestualizzare la musica e per valorizzare non solamente il luogo, ma per esempio, così faccio un esempio, nelle edizioni di quest'anno ci saranno due percorsi, che sono da una parte un percorso storico, quindi una collaborazione con le guide storico-turistiche di Promoturismo e FVG, per cui cammineremo nella storia di Gorizia, nell'evento proprio che poi culminerà con il concerto in Duomo. Si partirà da Borgo Castello, dalla chiesetta di Santo Spirito, scenderemo giù per via Cocevia, via Rastello, e per arrivare al Sagrato davanti al Duomo, e lì concluderemo con la musica. Un altro evento, la tenuta di Villanova di Farra, che si vanta di fare vino dal 1499, ci ospiterà con non soltanto una visita onoristica, una visita alle cantine, ma per un confronto fra quelle che sono le pietanze che ancora riusciamo a ritrovare negli antichi ricettari tardo-medievali, confrontandole con quello che invece sono i cibi della tradizione del territorio, che ancora sono rimasti, e quanto del passato rimane ancora nel presente. Quindi c'è questo ponte fra passato e presente che vive non solo attraverso la musica, ma anche attraverso gli eventi di questo tipo. Musica Cortese ha sempre avuto uno zoccolo duro che si è costruito negli anni di spettatori che ci chiedono, arriviamo al 1° giugno, quando inizia Musica Cortese. Una difficoltà è sempre stata quella di attirare anche i giovani, perché chiaramente i gusti musicali possono essere diversi. Quest'anno abbiamo Musica Scortese, nel senso è un evento che Fabio si è pensato, che vuole coinvolgere i giovani dei gruppi musicali sia italiani che sloveni in una sorta di rivisitazione dei rockettari, ecco, in una rivisitazione dei brani medievali che con fatica Fabio proporrà, in modo da vedere quali saranno i risultati, e poi con una sorta di premiazione, perché avranno una registrazione, un disco che il vincitore potrà... La registrazione è fatta da chi? Dai gruppi stessi. Noi proponiamo una lista di brani da cui possono attingere, ogni gruppo se ne sceglie uno e lo fa come gli pare. E lo rivisita. Sì, come gli pare. Che bello. Col proprio stile, la propria sensibilità. Ed è in collaborazione ovviamente con Examina, Examina, il gruppo giovane che si occupa non solo di musica antica ma di tutta una serie di eventi, e che è una squadra molto attiva e indispensabile per la realizzazione, e anche con il Mladinsky Center di Nova Gorica, perché Musica Scortese verrà realizzata all'interno della piazza Befco, La piazza principale. la piazza centrale di Nova Gorica. Speriamo che non piova, questo è a Lattere. Avete proprio incuriosito questo. E quindi ho fatto una carrellata
E dopo gli chiederemo il sostegno comunque, in ogni caso, anche concreto. E passo la parola, direi, a Fabio per alcune precisazioni proprio di tipo diciamo musicale. che musica scortese è un evento che in qualche modo racchiude, anzi esprime forse al meglio quello che Paolo aveva in mente quando ha inventato il festival, ma poi quello che abbiamo fatto in questi 30 anni. In realtà il Dramsam esiste da 30 anni, forse 40, anzi, no? E via via ha aggiunto attività, è nato come un gruppo musicale che si occupava appunto di musica medievale, poi via via ha allargato settori di intervento, e uno di questi settori di intervento è proprio il lavoro sul territorio, perché fin da subito ci eravamo resi conto che il problema, quando si ricostruisce qualcosa di antico, il problema non è farlo bene o farlo male, eccetera, ma il problema è di come dire, renderlo interessante per qualcuno, cioè di toglierlo dal museo per farne un qualcosa che abbia anche una parte emotiva. E il festival serve a questo, serve a restituire alla gente un patrimonio musicale che altrimenti uno è destinato a morire, perché la musica è così, la musica o si suona o non c'è, gli spartiti non servono a niente se qualcuno non li suona. Ma poi serve anche, uno, per il momento in cui viviamo, a far lavorare i gruppi italiani, perché noi ci teniamo particolarmente ad avere un rapporto con l'attività nazionale di musica antica, che non sta vivendo, diciamo, anni felici, non solo per la pandemia, ma per tutto un complesso di ragioni che tocca il nostro festival, ma tutti i festival, tutte le arti performative che chiedono un pubblico, che sta diventando progressivamente un problema, perché la pandemia ha dato, diciamo, un brutto colpo all'abitudine di andare a teatro, andare a sentire concerti, eccetera, da cui ci si sta faticosamente riprendendo. E poi c'è il problema dei giovani, che è drammatico secondo me, perché i giovani non hanno apparentemente alcuna intenzione di fruire dal vivo di niente, proprio, e diventerà un problema serio con gli anni, insomma, proprio per la digitalizzazione, ma anche per l'abitudine a vivere con qualche apparato digitale in mano che sostituisce la fruizione dal vivo. Il festival di quest'anno, che è il primo di una serie che faremo, sarà dedicato in particolare a Gorizia, perché noi pensiamo che nel quadro di tutte le manifestazioni preparatorie dell'anno 2025 e tutto quello che seguirà, serviva anche una specie di presidio su una parte della storia di Gorizia che rischia di andare un po' così in cantina, no? Che è la parte medievale rinascimentale, di cui non c'è molto effettivamente, no? A parte qualche parte del castello forse, la Gorizia medievale non c'è più, già la Gorizia rinascimentale c'è qualcosina. Allora questo festival serve anche ad offrire l'immagine di cosa poteva risuonare nelle strade, nei palazzi, nei mercati della Gorizia medievale e rinascimentale. Le serie di concerti che presentiamo hanno appunto questo scopo. Forse non è il caso che vi dia il dettaglio di ogni cosa, perché c'era tutto nel libretto che uscirà fra pochissimo e sul sito, che vi consiglio di andare a vedere, che è www.dramsam.org, in cui c'è tutta la nostra attività. Sandra ha già fatto riferimento al fatto che per noi gli eventi musicali non sono semplicemente degli eventi musicali, ma sono delle offerte culturali che noi diamo al pubblico. È un'occasione per conoscere il luogo, il contesto in cui il luogo è inserito, il contesto delle musiche che verranno suonate, e in alcuni casi offriamo anche il contesto gastronomico e non gastronomico, di cui magari parli tu. Ci sarà un incontro a Villanova, no? Non con vino dell'epoca, perché sarà un po' meglio datato. No, penso che abbiamo già prenotato della ribolla, che potrebbe essere. No, però ci sarà questo incontro a Villanova molto interessante, un confronto tra la tradizione colta gastronomica, quella dei ricettari, e quello che si può ricostruire dalla tradizione popolare gastronomica, e il rapporto tra le due, cioè cosa c'è di popolare nei ricettari colti e cosa c'è di colto, cosa è sceso nei ricettari popolari dalla cucina colta. Quindi vi invito a Villanova a farlo. Per il resto i nostri due concerti saranno in particolare uno a Villa Vippolse
su un curioso libro medievale di un poeta stiriano, austriaco, Ulrico di Liechtenstein, che non è il Liechtenstein ma che ha scritto questo libro in cui narra un fantasioso viaggio dalla Stiria fino all'Istria e il ritorno passando per il Friuli. È un libro molto fantasioso, lui lo spaccia per un'autobiografia, ma gli elementi, come dire, grottesco-fantastici sono così tanti che ci da dubitare. Però noi abbiamo preso il destro da questo libro perché è una delle poche citazioni dei Conti di Gorizia. I Conti di Gorizia non si sono certamente distinti per i predecessori. Sì, però non si sono distinti per il sostegno alle attività culturali, perché di questo non sappiamo nulla. Sappiamo che gli piaceva combattere molto. Infatti questo libro racconta tutte queste varie tappe di questo viaggio, che consiste essenzialmente in giostre, sfide tra cavalieri, tra cui anche uno dei mainardi goriziani che sembrava apprezzare particolarmente questi confronti. Questo viaggio di Ulrico ci darà il destro appunto per tentare di presentare il repertorio in lingua tedesca in particolare, che girava non solo nell'area goriziana ma in tutta l'area goriziano-patriarchina, diciamo, no? L'altro concerto invece è un concerto in cui tentiamo di ricostruire il panorama sonoro della città, proprio il programma che abbiamo intitolato Meginardus, ed è una serie di brani che plausibilmente giravano in questi territori, quindi anche questo vi invito, questo lo faremo a Gradisca. Beh, io direi un accenno a una nuova collaborazione e poi un accenno, se ce lo permettete, al catalogo multimediale della mostra Teatro Instrumentorium, perché ecco, poi ci sarà... presente che abbiamo altre 2 conferenze. Sì, no? è una cosa molto, sì, molto no, veloce. Perché appunto siamo già oltre quasi la mezz'ora, no? Siamo partiti in ritardo però. Va benissimo. No, volevo dire che poi ci sono altre 2 conferenze. Certo. L'unica cosa volevo dire è che quest'anno abbiamo per la prima volta una collaborazione con la Fondazione Aquileia, perché non si parte per quanto riguarda l'evento di Aquileia dalla Basilica, ma dalla Domus Romana di Tito Macro, dove una serie di suggestioni con un'ipotesi di recupero della musica greco-romana attraverso i codici medievali anticiperanno poi dopo il concerto della Basilica. Avevamo annunciato che contestualmente a Musica Cortese si offrivano anche agli spettatori gli strumenti per accedere al catalogo multimediale della mostra Teatro Instrumentorium, che è ospitata all'interno del Castello di Gorizia, in convenzione, ovviamente in collaborazione con il Comune, e vi diamo 2 minuti di quello che è questo è un video. Magari parlo. Allora, questa è molto semplice. Quello che abbiamo pensato è quando si arriva al castello e si vedono gli strumenti, ovviamente sarebbe meglio che ci fosse uno di noi a spiegare cosa c'è, ma non è sempre possibile perché i visitatori vengono e vanno. Troveranno sulle teche dei QR code che con lo smartphone tramite lo smartphone, tramite il QR code, possono accedere a tutti questi materiali che sono sul nostro sito, che sono, diciamo, l'interfaccia digitale di tutto quello che io avrei da dire sugli strumenti, sulla mostra eccetera, ma non essendo fisicamente presente lo troveranno lì. Ed è un censimento degli strumenti presenti, ma per ogni strumento c'è una scheda tecnica, ci sono delle spiegazioni, ci sono si potrà sentire il suono degli strumenti e questo secondo noi appunto rende la mostra ancora più fruibile e appetibile, nel senso che anche qui non è più semplicemente un'esposizione museale, ma diventa un'occasione importante di conoscenza di un aspetto che ahimè è poco noto, che è quello della storia degli strumenti musicali. Volevo fare solo un'aggiunta, e le cose particolari, questa diciamo che è la fase 1 di 3, diciamo che l'obiettivo è renderla veramente immersiva, cioè pian piano sempre attingendo alla realtà aumentata
e al turismo esperienziale proprio, lo spettatore sarà sempre più protagonista e la mostra diventerà quasi ad persona, cioè si modellerà sullo spettatore che entrerà pian piano, diciamo entro il 2025, questo è l'obiettivo, ovviamente man mano. E la cosa particolare è che negli spazi poi citati dall'iconografia nei vari luoghi della regione verranno rimandati alla mostra, solo che non potranno accedere a tutti i contenuti, quindi per poter accedere a tutti i contenuti dovranno per forza venire al Castello di Gorizia e ovviamente la fruizione per ingolosire. esatto, la fruizione in prima persona non può essere sostituita solo dal device digitale. Di questo step, la prima cosa che si sarà già è che quando un visitatore visita il Duomo di Gorizia, cioè la Cappella di Santa Cazzo dove sono raffigurati gli strumenti ricostruiti e presenti nella mostra del castello, troverà un bel QR code che gli spiega la genesi e la storia dell'affresco e soprattutto cosa sono questi oggetti musicali rappresentati. Che potrà accedere a una parte dei contenuti. Noi contiamo che questo sia anche di stimolo a fare arriva al castello e andare su fino al castello a vederli dal vivo questi strumenti, no? In germanico antico uno avrebbe detto c'è bien, no? No, anche questo io credo insomma vogliamo pensare che aumenti in maniera sostanziale l'offerta di Gorizia 2025 per auspicabili milioni e milioni di turisti che arriveranno. Ma non solo nel 2025. Ma guai se non ci sia uno strascico successivo, altrimenti è una meteora, è un'opportunità che non si può perdere. Sì, no, come dicevamo anche più volte con l'assessore Reti, proprio questo è anche l'obiettivo, dato che è una collaborazione, una joint venture tra il Dramsam e Examina, anche riuscire a tenere le professionalità giovani, diciamo sotto i 30 anni, che si formano a Gorizia nel suo territorio, riuscire a tenerle qua proprio per dare un apporto in prima persona al territorio e non lasciarle scappare fuori dal territorio regionale, spesso anche nazionale. Adesso ci staccano la spina. Chiedo scusa. Bravo Flavio. Io sono molto comunque grazie alla presenza istituzionale che è importante. Come sapete le attività culturali hanno bisogno di istituzioni, perché senza le istituzioni non esistono, quindi le istituzioni e purtroppo anche i soldi.